dopo la riflessione sul destino del dialetto, che assolve la funzione di metalinguaggio perché riflette su se stesso, come nella famosa poesia di Ignazio Buttitta, musicata e cantata da Antonio Zarcone con vibrante incisività, con passione, questa voce raschiata, forte. Concludiamo con una domanda retorica ma carica di gratitudine del triestino Danilo Dolci, naturalizzato siciliano. E se mio padre non piantava olivi, io li trovavo? Se ma panne cantava, la olivi io trovava rose, fiori, terre, case, lo dialetto delle pace. Un uomo diventa povero quando ci arriva da Roma a ruttare le case. Io non l'ho preso e preso e preso e preso per sé. E gli altri ho preso e preso e preso e preso e preso e preso per sé. Voglio ribadire che sono stati meravigliosi il professore Carbone e il maestro Zarcone, con una voce veramente vibrante che ci ha veramente preso. Grazie veramente, però io dico non andatevene, voglio una foto di tutti. O no? Allora, ok, tutti qua.